Come sapete, qui su A Passo Lento continuiamo a portarvi video con le nostre escursioni in montagna e resteranno sempre al centro di questo progetto. Per le prossime settimane abbiamo deciso di portarvi qualcosa in più. Ogni mercoledì uscirà una serie di itinerari in bicicletta, sempre vissuti lentamente, come piace a noi, strade secondarie, argini e sentieri che meritano sicuramente di essere scoperti. Non cambia la direzione del canale, semplicemente aggiungiamo un nuovo modo di vivere lo stesso spirito che ci accompagna da sempre. Benvenuti in questa nuova avventura in bicicletta. Siamo a Monselice, parcheggiato sparo all'ombra e si parte. Ciao a tutti, benvenuti in questa nuova biciclettata. Oggi super avventura attorno ai Colli Euganei, giro d'anello, l'anello dei Colli Euganei. Sono circa 70 km, sono le 9, sono appena partito da Monselice, ho provato a parcheggiare all'ombra, chi lo sa. Ho impostato la traccia GPS sul mio GeoID, traccia scaricata dal sito ufficiale. Cominciamo a seguire. Mi sa che dobbiamo seguire qua. È 2. Mi sa che è questo il tracciato. Qualche piccola informazione in partenza. Allora, questo tracciato, ho già detto, l'ho scaricato direttamente dal sito dell'anello dei Colli Euganei. Lo sto facendo in senso orario come consigliano loro, ma era solo per arrivare verso la fine, verso Torreglia, Battaglia Terme, eccetera. I colli li vedete. Questo è l'anello attorno ai colli. Il dislivello dovrebbe essere 0, visto che è la prima volta che intanto vado in bicicletta in un posto diverso, che sia partendo da casa, cioè intorno a casa, e sia che ho mai fatto salita in vita mia. Quindi partiamo intanto a prendere un po' zampa della situazione e poi vedremo la prossima volta di fare un giretto magari più corto, prima il dislivello per capire com'è e poi vedremo. Oh! Super variantina subito, sono anche registrato a star bassi qua. I giorni scorsi ha piovuto, adesso sono 22 gradi, quindi spero sia una giornatina fresca. Allora, qua abbiamo un corso d'acqua, una bella ciclabile che è veramente, vedete, e i colli là. Vediamo se ci andiamo vicino prima o poi. Il GeoID puntato e proviamo a seguirlo. Allora, intanto vediamo i colli già più vicini. E poi ho fatto 8 km su ciclabile asfaltata. Ci sono abituato con delle strade che fanno veramente schifo, peggio di sterrati, e qui addirittura la ciclabile è asfaltata. Spettacolare. Poi, piccola nota, ho visto che mi manca il campanello. Quando c'è gente a piedi che prende tutta la strada, mi tocca urlare permesso, sembra un campanellino. Non ci avevo pensato. Seconda roba, ah sì, vedo che vado via tranquillone, 24-25 di media e scorrevole come neanche. Certo, il vento alle spalle fa così il vento. Adesso c'è un po' laterale. Comunque vedo della civiltà. Mi sa che siamo a est. Adesso vediamo di attraversarla.
Allora qui mi sa che devo attraversare la strada, poi vedo un cartello di là. Allora, di qua c'è nessuno, di qua c'è una macchina. Hop! E direi di andare di qua. Super! Eccolo il cartello, c'è il cartello di Anello di Colli Euganei e 3. Quindi insomma si può fare. Abbastanza indicato bene, anche senza traccia. Magari si può anche usare solo i cartelli. Allora casomai oggi vi dico se c'è qualche punto dove con i cartelli c'è qualche incrocio in cui senza il GPS ci si può trovare in difficoltà. Siamo in centro adesso e abbiamo fatto 10 km. Adesso vediamo se troviamo un cartellino. Altro cartello. E comunque sì, per attraversare est mi è servita la traccia, per passare per il centro, se non ha mai visto est in vita sua non sa come attraversarla. Bene dai, cercando un ciclista davanti. Come vedete est è finita, adesso non so dove andiamo, Cinto Euganeo, chi lo sa, verso Vo secondo me. Andiamo, abbiamo anche il signore qua davanti come punto di riferimento. Ho appena attraversato un cartello che mi dice Cinto Euganeo 3,5 km e quindi prossima è Cinto Euganeo. Io saluto, mi saluta nessuno, non è come in montagna, nel senso che non è una ciclabile isolata e protetta, ma ci passano anche le auto. Mi sembra che sia una ZTL, nel senso solo chi fa i lavori o chi abita, quindi insomma dai, potrebbe essere già protetta lo stesso. Di là mi sembra ci sia un sterrattino la parte opposta. Ecco qua incrociamo la strada, c'è scritto Cinto Euganeo 3, sempre percorso ciclistico è 2. Adesso qua si va e adesso diventa ciclabile con divieto eccetto autorizzati, sempre asfaltata. Ah, che robetta. Oh, aspetta, e vedete là le balle di fieno, possibile. Super. E i colli adesso sono più vicini. Siamo a Cinto Euganeo e ci passiamo dietro, penso, perché è di là. Comunque adesso pezzettino col vento alle spalle, prima c'avevo contro e già c'ho fatica, e infatti vedete, senza pedalare si va. Super carino, dai, meglio pedalare qua che in campagna. Di qua so che ci arrivo in macchina. Arriviamo a Lozzo Testino. Adesso devo andare di là, a destra. C'è anche il cartello, quindi sembra tutto ok. Qui c'è il cartello che dice destra. Qua
uno che si sta allenando seriamente. Altro pezzettino di ciclabilina, molto bene. C'è il kartaudromo, venivo da giovane a girare in kart qua, ma dai, polenta e motori è scritto fuori. Che storia, non me lo ricordavo neanche. E lì mi sono anche attraversato. Siamo a 25 km e adesso c'è da un incrocino, aspetta che guardo. E ma si va dritti. Eccoci qua, dovrebbe esserci qui vicino Villa Contarini. Potrebbe essere. Comunque noi andiamo verso Bastia di Rovellon, prossima tappa. Ciao. 7 Bastia di Rovellon, detto giusto. Zac e cartello e pezzo asfaltatino nuovo e via. Siamo qua, comunque siamo contro vento adesso. C'è il microfono, sì. Un po' fatica. Hop. L'Overtino. E adesso andiamo di qua. Ciclabile pedonale da questa parte. Dopo un'ora e 24 siamo a 30 km, quasi a metà, ma visto che sono le 10:30, prossimo centro abitato, facciamo una merenda, cerchiamo un bar, se non prendo una brioscina, e anche perché non andare in bagno. La sosta qua a Latte Busche per brioscina e caffè e andare in bagno qui dentro, super. Caffettino, bar bianco qua a Latte Busche e brioche artigianale pistacchio. Cioè 30 km, 31 diciamo, super sosta a Latte Busche per fare una merendina. Brioscina al pistacchio fenomenale, un po' troppo burrosa, mi piace più brioche più che croissant, però vabbè, piccolezze. Qui si può, c'è anche il bagno, caffettino, è aperto al mattino fino alle 13 e poi apre il pomeriggio. Riprendiamo controvento. I giri che faccio in bici intorno a casa io li considero sempre di allenamento, perché le strade le conosco bene, ci sono nato e lo faccio proprio per dare una sgambatina, no? Posto magari salto palestra quella sera e vado a farmi un giro in bici. Invece giri come oggi è cicloturismo dal mio punto di vista, quindi non vado velocissimo, vado piano, mi godo il panorama, se c'è da fare una sosta la faccio, ma almeno facendo i giri intorno a casa, quei 20-30 km ogni tanto, almeno la gamba e il sedere sono abituati alle bici. Bello, bella giornatina, non c'è da morire dal caldo, c'è un po' di arietta contro, dà fastidio, però in bici è sempre così. Vedete che bello. Bello, bello, mi piace. Ah, qua. Ridi e scherza, siamo a Bastia. Vediamo dove andare, vedo la freccia di là.
Partiamo. C'è anche un supermercato qua, se non vuoi andarsi a prendere un tortellino da mangiare crudo o da farsi col fornellino. Guardate qua che bel pezzettino in ombra. Un attimo, andiamo verso Breslau, di qua di qua di qua, e ormai siamo a nord dei colli e quindi dobbiamo cominciare a tornare verso il punto di partenza. Devo girare qua a destra e poi cominciare a tornare. Oggi stupenda giornata. Oh, un po' di boschetto. Ci sono dei vigneti, il vino di Colli sempre consigliato. Io e Jay abbiamo 1 milione di cantine preferite. Qual è la tua cantina preferita? Tutte. Adesso qua ci siamo. Adesso bel passaggio tra vigneti. Ma che roba! Cioè, ci sono anche dei sentieri escursionistici. Ma che roba! Super! Sembra di essere una leggera salita verso una marcina più morbida. Ma che roba! Porca miseria! Tunnel. Adesso andiamo a girare di qua. Hop! No, è strada adesso, brutto. Era più bello prima. E qui si sale un po'. Sì, un piccolo dislivello c'è. Così proviamo cosa significa. Pian pianino si fa. Sale. Poi insomma a far salita si farà anche un po' di discesa, no? Sì, era qua. Dai, niente io qua. Molto bene. Torniamo qua, fronte strada. Siamo scesi da là. Sono beccato qui la ciclabilina, anche se per strada secondo me si andava meglio. Adesso vediamo, anche perché vedete qua adesso inizia a rallenta. Ma vedi, la gente passa per qua. Tac. Hop. Sì, era meglio per strada. Qua sì che si va forte. Wow! Mi uccido qua. Dritti e 2 e invece sinistra Padova Vicenza I1 I2 di là. C'è un'altra bella ciclabile che arriva fino a Padova e addirittura fino a Vicenza. Super. Bello. Allora, vigneti, colli, nuvolette, guardate il cielo, ma che roba. Dai, mi piace. Visto che l'ambiente è sempre carino, naturalmente chi l'ha mai fatto come me, tutto nuovo, tutto bello. Siamo a 40 km, 1 ora e 56. Di là c'è anche un super castello, super bellissimo. Poi dobbiamo girare a sinistra, 2 sì, per Abano, 4 km e mezzo. Invece dall'altra parte c'era Villa Vescovi a 3 km.
Attenzione, attenzione, c'è del ghiaino. Siamo entrati in un tratto gravel. Ops. Ah, io sono contento, ma voglio saperlo. Ghiaino. Super. Quindi attenzione che ABC a strada. Mi sa che il ghiaino è già finito, è proprio un tratto corto, 200-300 metri, dai, si può fare. Adesso qui a destra, strada. Usci. Di qua. Vedevo tanta gente, siamo al monastero di Praglia. Adesso ci giriamo attorno. Sono già venuto qua al monastero di Praglia insieme a Jenny, mi ha fatto anche la visita guidata, stupendo. Qui c'è anche lo shop di tutta la roba di erboristeria che fanno loro, bello, interessante, che ti apre un po' la mente, anche consigliato a tutti. Monastero di Praglia, top. Comunque altro pezzettino di ghiaino, gravelino. Anche un po' di fanghino. Che forte. Qui si va di qua perché è casa di qualcuno. Comincia a far caldo, sono le 11:30. Abbiamo appena passato i 45 km. No, il più è fatto. Sono fermato un attimo all'ombra perché dopo 2 ore e mezza abbiamo fatto 50 km. Siamo a Montegrotto. Volevo fermarmi qua in centro a mangiare una roba, ma ho visto che manca ancora 10 minuti a mezzogiorno. Tanto vale che arrivo a Monselice e mangio qualcosa lì prima di rimontare in macchina, quindi concludiamo il giro e mangiamo. Dai, andiamo verso Monselice. Manca poco, sono già triste. Molto bello il giretto. E finiamo l'ultimo pezzo. Sono in coda. Potrei sorpassarli, ma troppo sbruffone. Altra mini sosta perché mi si è mogliato tutto qua. Per fortuna mi sono portato via le brugole. Adesso il moglio lo rimetto bene perché era un po' postizzo. Adesso sistemiamo. Questa è parallela a quella strada di Battaglia Terme. Ho fatto tante volte in macchina e vedevo la gente in bici accanto. Adesso ci sono io in bici. Che storie. Occhio occhio che qua mi dice che ho finito il giro d'anello, dopo devo farlo ripartire. Se invece volete una traccia GPS senso orario che parte da Monselice, scaricate la mia, qua sotto il link, o se mi prendete quella del sito ufficiale. Siamo al castello del Cataio, ma che robetta, va che robetta. Va, su il ponte vale la pena. Qua, vedete che roba? Il Cataio, infatti. Va. Ok, continuiamo. L'ultimo pezzetto, l'ultima mezz'oretta. Siamo a Battaglia Terme. Adesso vediamo di attraversarla e trovare il ciclabile dall'altra parte. Stavo sbagliando strada. Comunque Villa Selvatico. Comunque ero uscito da lì, ho girato per di qua perché non ho visto cartelli e invece ciclabilina penso sia qui a destra.
Ultimo pezzetto qua, dovrebbe andare dritto a Monselice da Battaglia, Villa Selvatico comunque dovrebbe essere qui da ste parti. In questo tratto siamo a 60 km e Monselice quel colle là, quindi insomma abbiamo quasi finito. Visto che siamo addirittura d'arrivo, iscrivetevi subito al canale, mettete like, commentate e condividete con tutti i cicli amatori che conoscete subito. Dai, è bello sto giro, resoconto finale più bello di quello che mi aspettavo, molto carino. Adesso c'è anche dell'adrenalina che viene voglia di farlo un'altra volta, girando un po' dentro da qualche parte e fare qualche pezzettino diverso. Wow, sassetti! Frena, vai, frena a pian. Allora ci fermiamo qua un attimo. Mi sono fermato qua all'ombra, c'è un sacco di macchine, siamo in centro naturalmente a Monselice. Allora qua mi dice 64 km, 300 metri, 3 ore e 10, 3 ore e 16, sono messo insomma 60 km 3 ore, ci siamo giusti 20 km all'ora di media. E finisce qui il nostro giretto veramente eccezionale, mi è piaciuto, anche se è tutto sul piano tranne un pezzettino, quindi comunque si assaggia un attimo di si assaggia un po' di salita, un po' di discesa, si assaggia un po' di sassetti lì intorno a Praglia, però comunque l'ambiente è veramente carino. Se poi c'è una giornata fresca come oggi, ci sono 20, allora sceso dall'auto alle 9 c'erano 22 gradi, adesso sicuramente ce ne sono di più, però insomma giornata gradevole, stupendo giro. Adesso viene già voglia di fare della salita e della discesa. Ciao e alla prossima biciclettata. Ciao a tutti. Paninetto, sono andato qua dal kebabaro a Monselice e falafel senza cipolla, Coca Zero, super.